Chiesto di intervenire il deputato Molinari, ne ha facoltà. Prego. Colleghi, per favore. Grazie Presidente. Guardi, vorrei uscire dal disincanto degli interventi precedenti, perché la nostra valutazione su questo dibattito e su questa situazione è che abbiamo assistito a un dibattito surreale. È un dibattito surreale perché stiamo parlando di linee di indirizzo per spendere soldi che verranno da un fondo che ancora non sappiamo se ci sarà, perché come è già stato detto c'è un accordo politico, non c'è ancora stata la ratifica dei parlamenti e c'è un braccio di ferro in questo momento tra Commissione e Parlamento europeo. Riteniamo questo dibattito surreale perché si esalta il coinvolgimento del Parlamento nella stesura di questo libro dei sogni, e noi il coinvolgimento del Parlamento avremmo voluto averlo su altro, sulle azioni che il Governo ha messo in campo in questi mesi, dove il Parlamento è stato scavalcato sistematicamente, e ritengo surreale il dibattito anche per i contenuti di quella che è la risoluzione di maggioranza, soprattutto se messa a confronto con quanto il Governo ha fatto in questi mesi. Ma partiamo dallo strumento del Recovery Fund. Noi quest'estate, prima del Consiglio europeo che ha dato il via libera, abbiamo avuto modo di spiegare per quali motivi eravamo scettici, per quali motivi non pensavamo che questo strumento fosse lo strumento salvifico che veniva dipinto da tutti. Si parla di 127 miliardi di prestiti per il nostro Paese e di contributi cosiddetti a fondo perduto per 81 miliardi. Bene, visto e considerato che sappiamo che l'Italia negli anni passati è sempre stato un contributore netto dell'Unione Europea, facendo un rapido calcolo, l'utile reale e effettivo dei contributi cosiddetti a fondo perduto, che sono quelli che andranno a implementare il bilancio europeo e le attuali linee di credito europee, sarà per l'Italia, per il prossimo bilancio europeo, un utile di 26 miliardi. Quindi parliamo dei numeri per quello che sono. L'utile, l'attivo rispetto al versato, che ci verrà dai fondi europei, saranno 26 miliardi, non saranno 200 miliardi, perché i 120 e rotti miliardi sono prestiti e i prestiti vanno restituiti, non sono regalati da nessuno e sono soldi che dovremo restituire con gli interessi. Tanto per fare un raffronto con l'ultimo bilancio europeo, l'Italia è andata in passivo di 28 miliardi nel rapporto con l'Unione, e quindi questo fa capire quanto stiamo incensando una misura che dovrebbe essere salvifica ma che negli effetti non porterà le risorse che dovrebbero apportare tutti quei cambiamenti che avete inserito nelle linee programmatiche della risoluzione che stiamo per approvare. Ricordando anche che il bilancio europeo permetterà di essere implementato perché sul ricatto dei paesi frugali, i paesi come il nostro dovranno pagare di più da subito per la partecipazione al bilancio europeo, mentre invece i paesi più ricchi avranno da subito uno sconto che dobbiamo pagare noi, a cui dovremo supplire noi con i nuovi contributi. E va ricordato che c'è anche l'altro spinoso tema, che è quello delle entrate proprie dell'Unione Europea, che è il motivo per cui la trattativa in questo momento a Bruxelles è ferma, perché il Parlamento vorrebbe la certezza da subito dell'introduzione della plastic tax, vorrebbe la certezza da subito dell'introduzione della tassa societaria per tutte le società sul territorio europeo, vorrebbe da subito l'introduzione delle sanzioni per i paesi che non rispettano lo Stato di diritto. Ma io mi chiedo, signor Presidente, se un paese non rispetta lo Stato di diritto, come fa a stare nell'Unione Europea? Si dovrebbe dare per scontato che un paese che fa parte dell'Unione Democratica rispetti lo Stato di diritto. Allora, quello che noi temiamo è che questo sia un cavallo di Troia per un domani andare a mettere becco sulle politiche di sicurezza e sulle politiche dell'immigrazione dei singoli paesi, e su questo non possiamo che essere preoccupati, come non possiamo che essere preoccupati sul fatto che ci saranno i monitoraggi e ci sarà la possibilità di veto di un singolo paese europeo sul programma di investimenti dell'Italia in questo caso, perché la possibilità del cosiddetto freno, del freno a mano di un singolo paese, permetterà a chiunque di contestare come l'Italia sta spendendo i soldi del Recovery Fund e a quel punto di imporre nuove riforme e un modo diverso di spendere i nostri soldi. E questo, per quanto l'abbiamo detto, per un utile calcolato in 26 miliardi. Noi non pensiamo che sia una misura così salvifica, ma pensiamo che in questo momento invece l'Europa sia stata in piedi perché la ricetta che veniva presentata dai cosiddetti euroscettici, eurocritici, anti-europeisti, quello che noi diciamo da tempo, cioè che l'unico modo per tenere in piedi l'unione monetaria e l'Europa dal punto di vista sociale era avere una banca centrale europea che facesse da prestatore di ultima istanza, è quello che si è rivelato efficace,
perché se oggi l'Eurozona ha tenuto è proprio perché quei dogmi che i partiti europeisti hanno sempre difeso e noi abbiamo sempre contestato sono crollati. Quindi il fatto che la BCE stia comprando i titoli di Stato, il fatto che non ci sia più un rapporto deficit-PIL al 3%, il fatto che sia stato superato il patto di stabilità, non è la vittoria dei partiti europeisti, è la conferma che quello che noi abbiamo sempre detto era giusto e che la difesa dell'austerità, dei vincoli di bilancio, delle regole europee erano sbagliate. Quindi oggi i fatti ci dicono che l'Europa sta in piedi ed è più solidale perché sta finalmente facendo quello che abbiamo sempre detto noi, non per il Recovery Fund, signor Presidente. Anche perché c'è da dire una cosa, è così utile accedere a questi prestiti, al Recovery Fund, al MES. Oggi c'è stata un'asta di titoli di Stato. Sono stati piazzati tutti sul mercato a interessi negativi e questa asta è andata bene come tutte le altre aste che ci sono stati nei mesi passati grazie all'azione della BCE, della Banca Centrale Europea. E allora voglio dire, se questa è la situazione, siamo sicuri che la nostra economia abbia bisogno di rischiare dei vincoli e delle condizionalità accedendo ad altri fondi? Noi pensiamo assolutamente di no. E vede, signor Presidente, l'altro tema che ci sta particolarmente a cuore, come le dicevo, è il dibattito sulla centralità del Parlamento. Noi oggi avremmo dovuto discutere di come rilanciare l'economia del nostro Paese, invece è stato steso un libro dei sogni in cui c'è scritto di tutto. Ovviamente non si può che condividere l'analisi che ha fatto la Commissione Bilancio sui problemi strutturali del Paese e su quelle che possono essere riforme. C'è scritto tutto, si va dall'infrastruttura alle discriminazioni di genere, al divario nord-sud, alle grandi opere, all'alta velocità. C'è tutto in questo piano e quindi è chiaro che non si può che condividere quello che c'è scritto. Però, vede, noi questo confronto, come le dicevo, avremmo voluto averlo sui decreti economici che sono stati messi in campo in questi mesi, dove in realtà abbiamo assistito di fatto alla trasformazione dell'Italia in un paese monocamerale, dove di fatto un solo ramo del Parlamento ha potuto incidere sui provvedimenti e dove si è potuto incidere non sulla sostanza, ma c'è stata la gara all'interno della maggioranza a dare una mancetta qua, una mancetta là, perché di fatto i tempi sono stati talmente stretti che il Parlamento non ha potuto incidere in nessun modo. E qualcuno mi dirà, è così perché i provvedimenti erano urgenti ed erano particolarmente ampi. Ma vede, Presidente, tanto per stare all'ultimo decreto, il decreto agosto che è stato approvato ieri, qualcuno mi deve spiegare cosa c'entra con l'urgenza e col momento drammatico che stiamo vivendo dare 900.000 euro alla Casa delle Donne di Roma o 4 milioni di euro alle associazioni che contrastano le discriminazioni di genere, senza entrare nel merito se sia giusto o sbagliato. Ma se i decreti sono così ampi da contenere tutto, non può essere questa poi la scusa per esautorare il Parlamento da quelle che sono le discussioni, come non si può neanche continuare a utilizzare il tema della cassa integrazione, giustamente finanziata in tutti i decreti, per obbligare l'opposizione a dover in qualche modo tacere, a dover in qualche modo venire incontro alla maggioranza, perché c'è sempre il tema sacrosanto del fatto che in quei decreti si rifinanzia la cassa integrazione. Guardate colleghi, questa tesi non tiene più, anche perché ci ha pensato l'INPS a non erogare la cassa integrazione, deve avere dei ritardi per quanto noi stiamo continuando a finanziarla. E l'urgenza vorrei anche capire come si esplica nell'azione concreta del governo. Ci sono 252 decreti attuativi che devono essere messi in campo nell'emergenza Covid e ne mancano 181 all'appello. Allora dov'è l'urgenza di fare dei decreti così ampi? Ma soprattutto ci sono 90 miliardi nelle casse dello Stato quasi, che sono quasi più del doppio rispetto a quelli della fase pre-Covid. Allora si fa un grande parlare di investimento sulla sanità, di utilizzare i 37 miliardi del MES. Ieri il collega Garavaglia ha fatto una provocazione intelligente. Utilizziamo parte di questi fondi per azzerare i prestiti dati alle imprese, per trasformare quei prestiti in contributi a fondo perduto. Ve ne faccio un'altra. Invece di continuare a parlare di MES e a chiedere questi prestiti, utilizziamo i soldi che abbiamo in cassa subito per investire sulla sanità, visto che ci sono e non li state spendendo. Non ce li presta nessuno, non hanno nessun tasso di interesse, ce li abbiamo già in cassa perché non siamo stati capaci di spenderli. E per quanto riguarda poi le linee di indirizzo, Presidente, di certo non si può accusare la Lega di avere Macron come proprio esponente di riferimento a livello europeo, ma bisogna dare atto che la Francia nell'approccio ai fondi del Recovery Fund ha fatto molto meglio di noi. Vedete, lo ricordava anche il Presidente della Confindustria qualche settimana fa all'Assemblea. La Francia col suo piano di investimenti ha dato 3 linee di indirizzo chiare: rinnovamento energetico,
piano sociale e piano per le imprese, facendo delle scelte, mettendo il 40% di risorse ottenute dall'Europa e l'altro risorse proprie della Francia. E il sostegno alle imprese si esplica come? In taglio delle tasse, contributi per la rilocalizzazione delle imprese, e la spesa sociale si concretizza in cassa integrazione e aiuti per i giovani. Bene, giusto o sbagliato che sia, si può criticare, ma lì perlomeno c'è qualcosa di cui discutere. Qua noi non stiamo discutendo di niente, perché da queste linee di indirizzo non si capisce assolutamente dove voi volete andare, non si capisce come volete rilanciarla l'economia e come volete affrontare la crisi sociale. La nostra paura è che anche il Recovery Fund verrà utilizzato come i 100 miliardi di deficit che già avete fatto, in bonus, mancette, misure spot che non incidono su nessun settore economico. Anche perché, signor Presidente, se voi vorreste fare veramente le cose scritte nelle linee di indirizzo, ci sono cose a costo zero che potreste fare già adesso. Volete investire in sanità, abbiamo i soldi, ma perché non mettiamo mano al decreto ministeriale 70 del 2015, che è quello che impedisce alle regioni di aprire gli ospedali in montagna, di potenziare le terapie intensive, di aumentare i posti letto? Non servono i soldi dall'Europa, lo si può fare subito. La stessa cosa, se vogliamo un sistema della giustizia più veloce, cari colleghi del PD, ci avete giustamente criticato quando abbiamo votato il blocco della prescrizione. È passato 1 anno e mezzo, il blocco della prescrizione c'è ancora, ma la riforma del processo penale no, e tantomeno la riforma del processo civile. Queste sono cose che potete fare già adesso a costo zero, senza chiedere soldi a nessuno. Le infrastrutture. Il Ministero ha 1,3 miliardi di fondi già stanziati, vado a concludere, Presidente, che rischiano di andare per enti, di cui 350 milioni sono quelli per la TAV. Voi qua avete scritto nel piano, nelle linee di indirizzo, che dobbiamo finanziare i corridoi europei, tra cui la TAV, e abbiamo 300 e rotti milioni di euro già stanziati che stanno per andare persi perché non siete capaci a spenderli. Anche qua non bisogna aspettare i soldi dell'Europa, fatelo subito, invece che fare il libro dei sogni. La stessa cosa per il ponte sullo Stretto, il caos sulle autostrade, sono tutte cose che potete già fare adesso senza aspettare. E in conclusione, Presidente, noi ci asterremo su questo provvedimento, su questa risoluzione, perché ovviamente non possiamo non condividere quello che c'è scritto. C'è scritto dentro di tutto, ci sono tutti i problemi del Paese, tutte le possibili soluzioni, però dobbiamo evidenziare una cosa, signor Presidente, che vede, in momenti di crisi dovrebbero portare chi ha un'idea di paese, chi ha un programma elettorale, chi ha una visione, ad accelerare per metterla in campo subito per far fronte all'emergenza. Quello che è successo in questa fase, invece, Presidente, è che l'emergenza è diventata lo strumento della maggioranza per tirare a campare, per buttare la palla in avanti, per non prendere decisioni, per far andare avanti la legislatura. Perché vede, signor Presidente, se le idee non si hanno, non si possono mettere in campo, e l'unica idea che viene messa in campo, e questo lo state facendo benissimo, è quella appunto di sopravvivere, perché l'unica cosa che tiene in piedi questa maggioranza è quella di far durare la legislatura per non andare al voto senza sapere cosa fare ieri e cosa fare domani con i nuovi fondi. Il problema, cari colleghi, è che la sopravvivenza di questa maggioranza rischia di essere la morte economica per il nostro Paese. Grazie.